125 Zanoni, bracconaggio del delta del Po, denunciato dalla trasmissione televisiva Striscia Notizia. Cosa intende fare la Giunta regionale per contrastare questo fenomeno costante e persistente in un'area tutelata a livello comunitario? Zanoni per illustrazione. Grazie Presidente. Questo è un problema, quello del bracconaggio nel delta del Po, ma in molte anche altre aree della nostra regione, che persiste da molti anni. Da molti anni abbiamo gli addetti ai controlli e anche diverse associazioni locali che si occupano di tutela dell'ambiente e della biodiversità, che denunciano questi atti di bracconaggio nei confronti di un patrimonio che è un patrimonio transnazionale, ovvero la fauna selvatica, in particolare gli uccelli migratori. Ogni anno vengono denunciate, in particolare dalla WWF, con decine di esposti, attività illecite quali l'abbattimento di specie protette, l'utilizzo di fucili con limiti di colpi diverso da quello previsto dalle norme e in particolare l'utilizzo di sistemi elettroacustici per richiamare in maniera con sistemi elettronici gli uccelli migratori e farli avvicinare all'appostamento per poi abbatterli. Si tratta di violazione di norme di derivazione europea, in particolare previste dalla direttiva Uccelli, e queste norme sono norme che naturalmente il nostro Stato ha recepito e sono sanzionate anche penalmente. Mi sono occupato della questione da diversi anni, ho segnalato anche in questo Consiglio la carenza di vigilanza e la necessità anche di dotare la Polizia Provinciale di nuovi mezzi e imbarcazioni. La questione poi è stata anche denunciata da Striscia la Notizia con un filmato dell'inviato Edoardo Stoppa accompagnato dagli stessi agenti della Polizia Provinciale sul posto e dall'associazione locale Fondo Mondiale per la Natura WWF. L'interrogazione è volta a capire che cosa la Giunta regionale vuole fare e anzi deve fare per evitare anche sanzioni europee, visto che la questione del bracconaggio nel nostro Stato è oggetto di una procedura di pre-infrazione denominata EU Pilot, proprio per il rilievo da parte delle autorità di numerosi casi di bracconaggio che continuano nel tempo, in violazione della direttiva Uccelli. Grazie. Assessore Pan per la risposta. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno ai colleghi del Consiglio. Il contrasto al fenomeno del bracconaggio nel delta del Po, finalizzato alla tutela della fauna selvatica migratrice, si configura quale obiettivo imprescindibile nei confronti non solo dell'avifauna migratoria, ma anche della collettività regionale, nazionale e comunitaria che al delta polesano fanno oggi riferimento quale patrimonio universalmente riconosciuto. Recentemente l'inserimento del delta nell'elenco dei patrimoni infatti dell'UNESCO. Risulta evidente come la gestione corretta e sostenibile delle varie attività in ambito del Tizio rappresenta la condicio sine qua non per pretendere che dal suddetto inserimento possa derivarne rinnovata attenzione degli organismi comunitari alle peculiarità ambientali e socio-economiche del nostro delta, con ricadute positive a vantaggio della stessa gestione faunistico-venatoria, gestione che ha dimostrato nel corso degli anni di rendersi funzionale al mantenimento di elevatissimi contingenti di avifauna in migrazione e che può ben dichiararsi tra le componenti maggiormente danneggiate dal vulnus rappresentato dagli episodi quali quello denunciato dal consigliere. Non è questa la sede per contestare la correttezza della trasmissione televisiva a cui viene fatto cenno, potendosi invero controbattere che il servizio televisivo del 2 gennaio del 16 ha riferimento a filmati di repertorio riferiti a un controllo effettuato dai vigili provinciali nell'anno 2007 all'interno di un'azienda faunistico-venatoria. Preme invece evidenziare che i dati attualmente disponibili da parte dell'amministrazione regionale, forniti dalla provincia di Rovigo e in particolare dalla locale polizia provinciale, danno conto di un presidio efficace garantito dalla medesima polizia provinciale, con particolare riferimento all'area del Po. Il tutto in un contesto che pur si deve confrontare con una tendenziale diminuzione delle unità operative e delle risorse disponibili. Nel suddetto contesto, la Giunta regionale, che ha promosso l'elaborazione del testo legislativo di riordino delle funzioni provinciali, facendosi carico degli oneri relativi al costo del personale dei corpi di polizia provinciale, intende,
come già si è avuto modo di evidenziare, promuovere il coinvolgimento e la valorizzazione delle guardie volontarie venatorie, autorizzando lo svolgimento di corsi di preparazione promossi dalle componenti venatorie, agricole e ambientali, nonché presidiarne il corretto svolgimento. Sul versante degli istituti privatistici si potranno conseguire ulteriori margini di responsabilizzazione in capo ai concessionari, agendo sul coordinamento a livello provinciale dei disciplinari di concessione, commisurando opportunamente in tale sede le sanzioni che conseguono a comportamenti scorretti da parte dei cacciatori ospiti. Da ultimo si potrà operare con iniziative di sensibilizzazione del mondo venatorio, promuovendo nelle diverse sedi, incontri specifici, interventi nell'ambito di convegni, brochure eccetera, l'etica venatoria che costituisce la precondizione soggettiva al rispetto delle norme regolamentari. Grazie. Grazie Assessore. Zanoni per la replica. Grazie Presidente. Ma non mi ritengo soddisfatto di questa risposta, Assessore, perché lei mi parla di un presidio efficace per quanto riguarda il Delta del Po. Le assicuro che oggi non ci sono i mezzi necessari per la vigilanza provinciale e tantomeno per chi esercita l'attività di vigilanza a titolo di volontariato, perché non c'è la possibilità di andare a fare i controlli presso le botti e gli appostamenti di caccia dove vengono utilizzati questi mezzi non consentiti, oggetto di denuncia da parte delle associazioni di cui le dicevo prima e anche oggetto di indagine da parte della trasmissione Striscia la Notizia. Quindi se noi, a parte il fatto che abbiamo anche una carenza della vigilanza istituzionale perché parliamo di 11 guardie della provincia in tutto il territorio e sappiamo quanto difficile sia la vigilanza in aree dove bisogna munirsi non solo di auto ma anche di imbarcazioni, e a parte questa carenza, in un territorio così vasto, lungo in particolare come la provincia di Rovigo, c'è il fatto della difficoltà di raggiungere le postazioni di attività venatoria. E quindi rispetto a quello che sarebbe utile non vedo nessuna reazione, nessuna risposta. Volevo ricordare che ho appena verificato, ed è stato fatto anche tramite un'interrogazione di un europarlamentare, che quella procedura di pre-infrazione pendente a carico dell'Italia per la violazione della direttiva uccelli grazie al bracconaggio, e tra i vari bracconaggi viene citato proprio il Delta del Po, è ancora aperta. Che cosa accadrà se arriverà la procedura di infrazione e poi le sanzioni europee? Sarà bene, a mio avviso, intervenire prima, e la invito anche, se lei parteciperà a qualche conferenza e dibattito sulla caccia, di ricordare anche il problema del bracconaggio e di cosa dice l'Europa in merito. Grazie. Grazie, consigliere Zanoni.